Emilio Signorini, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, tradotto in termini più comprensibili porti di Genova e Savona. Stiamo attraversando un periodo indubbiamente difficile, ma all'interno del sistema portuale ci sono energie inaspettate che hanno consentito, grazie al lavoro dei nostri terminalisti, dei riparatori navali, tutti i concessionari e soprattutto dei lavoratori, di mantenere i traffici del porto sostanzialmente stabili. Abbiamo iniziato a soffrire nei mesi di aprile e di maggio, perché ovviamente la crisi del coronavirus si è fatta più acuta, ma ancora oggi non abbiamo perdite superiori al 15% rispetto a un anno fa. Se, come spero, riusciremo nel giro dell'estate a lasciarci alle spalle gli effetti più negativi del virus, conto che per la fine del 2020 torneremo a operare come abbiamo fatto nei 3 anni precedenti di vita dell'autorità del sistema portuale. L'importante è ribadire: i porti restano completamente operativi.